2013 noi siamo comparsi sulla prima pagina del New York Times in quanto all'epoca eravamo la capitale mondiale del gioco d'azzardo, un primato non indifferente. Noi avevamo, come vi dicevo, 72.000 abitanti, una slot ogni 104 abitanti, che era appunto un numero esorbitante, una spesa pro capite che a livello provinciale che si aggirava intorno ai 2.900-3.000 euro, quindi insomma dei dati veramente spaventosi. Questo vi ricordo era il 2013, era un momento in cui ancora la legislazione nazionale era in alto mare, non erano state ancora fatte tutte le riflessioni di cui vi parlava prima Simona Neri. Eravamo in una fase in cui i comuni si trovavano in alcuni casi, come noi, ad avere alle spalle una legge regionale, in molti altri casi non c'erano nemmeno quelle, per cui bisognava davvero ingegnarsi. Noi avevamo all'epoca la possibilità di basarci sul nostro regolamento di polizia locale che già introduceva il discorso dei luoghi sensibili, di cui vi è stato detto stamattina, i famosi 500 metri vicini a ospedali, scuole, case di riposo, chiese, oratori, che però fino a quel momento era rimasto scritto sulla carta, ma non avevamo ancora, il comune non aveva ancora fatto delle azioni concrete su questo punto. Il primo atto che noi abbiamo ritenuto di dover fare era quello di intervenire sul discorso della pubblicità. Allora, questo è un tema che a me sta particolarmente a cuore, anche perché nell'intesa del 7 di settembre Stato-Regioni, questo è uno dei temi su cui secondo me si è lavorato poco, si è data poca importanza a questo elemento. Io penso che per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico sia sicuramente importante intervenire con una serie di atti amministrativi, sanzioni e limitazioni, ma penso che sia ancora più importante, lo vedrete poi quando vi racconterò che cosa abbiamo fatto, lavorare sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione e non può esserci un lavoro sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione se non c'è un lavoro anche sul divieto di pubblicità, perché è chiaro che se i ragazzi vedono Totti che pubblicizza il gratta e vinci, cioè il messaggio che arriva loro non è un messaggio per cui loro si possono rendere conto che quella è una cosa che non va bene, che può creare dipendenza, perché un loro paladino pubblicizza questa cosa, per loro diventa automaticamente una cosa buona. Noi avevamo introdotto questo regolamento sulla pubblicità che vietava completamente in città le affissioni sul gioco d'azzardo. È poco, avevamo poi legato a questo anche il discorso che faceva sempre Simona sul divieto di utilizzo dei siti online che proponevano gioco d'azzardo nei luoghi free della città, però appunto, ripeto, è poco. Allora, andando avanti su quello che noi abbiamo fatto, noi abbiamo portato appunto in Consiglio Comunale la volontà di darci da fare in maniera proprio diretta per formulare una proposta di legge a livello nazionale sul gioco d'azzardo. Vi ricordo che qui era ancora il 2014 e in effetti una piccola parte di lavoro l'abbiamo fatta insieme agli altri comuni capoluogo di provincia della regione Lombardia. Abbiamo istituito un tavolo di lavoro e abbiamo redatto un documento che abbiamo poi mandato al Presidente del Consiglio con una serie di proposte, in particolare quelle legate appunto a ciò che i comuni possono fare, quindi al discorso della limitazione dei luoghi sensibili e la limitazione degli orari di apertura delle slot. E poi
Un'altra delle cose, mi viene da sorridere un po' perché so che è un qualcosa che non riguarda solo il comune di Pavia ma anche tanti altri comuni. Un'altra delle iniziative che abbiamo portato in consiglio comunale è stata quella di prenderci l'impegno di rimuovere le slot machine nei locali di proprietà del comune. Noi avevamo una sala giochi, cioè quindi proprio con tutti i crismi all'interno di un immobile del comune di Pavia. Questo cioè, chiaramente era una cosa che non andava assolutamente bene. Non è stato semplicissimo perché chiaramente voi sapete, no, che il rapporto che c'è tra il comune e l'affittuario del suo locale è un rapporto che è regolato da contratto di natura privata. Per cui non è stato semplice, abbiamo dovuto farci assistere dal nostro ufficio legale, eccetera, però era un atto che andava fatto assolutamente perché cioè, non puoi pensare di contrastare il gioco d'azzardo patologico e nel frattempo ospitare nei locali tuoi una sala giochi. E quindi anche questo è un'altra delle attività che abbiamo fatto. Veniamo ai due elementi diciamo principali, quelli di cui si parlava prima. Allora, l'ordinanza sindacale per disciplinare gli esercizi, l'orario di accensione delle slot. Allora, noi qua la cosa importante che abbiamo fatto e che vi suggerisco, visto che so che qui ci sono molti amministratori pubblici, è il fatto di accompagnare l'ordinanza con una fase istruttoria molto articolata. Allora, anche qui la nostra ordinanza è del 23 di ottobre del 2014, quindi è stata una delle prime. E in quella fase ancora il TAR faceva molta fatica a dare ragione ai comuni, molta fatica. Devo dire che noi siamo stati bravi e anche un po' fortunati perché abbiamo appunto, come vi dicevo, accompagnato la nostra ordinanza con un'istruttoria molto articolata che dimostrava il fatto che nella nostra città, che è una città universitaria, dove ci sono circa 20.000 studenti, e è una città che ha un'età media molto alta, perché noi abbiamo tantissimi anziani e questo probabilmente è dovuto anche al fatto che all'interno della città di Pavia ci sono 3 IRCS, 3 istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. Non so se avete mai sentito parlare del San Matteo, della Ruggeri. E questo fa sì che probabilmente appunto l'età media sia più alta rispetto a molti altri comuni della Lombardia, cioè questo è un dato. Noi abbiamo anche un sistema di case di riposo, eccetera, molto articolato nella nostra città. Per cui noi con questi dati ci siamo fatti aiutare dal movimento No Slot e abbiamo dimostrato che c'erano alcune fasce orarie che erano le fasce orarie dell'andata a scuola e dell'uscita dalla scuola che erano particolarmente pericolose sia per i ragazzi che per gli anziani, perché molto spesso gli anziani si occupano di portare i nipoti a scuola e di andarli a riprendere, quindi in quelle fasce poi si fermavano a giocare. Quindi abbiamo introdotto questa limitazione dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, cioè si può tuttora giocare dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23. Questo significa che prima delle 10 le slot devono essere spente e dalle 13 alle 18 oppure vabbè, dalle 23 durante la notte. Allora, qui due osservazioni. Allora, la prima è che noi stiamo ancora dando delle multe rispetto a questa ordinanza che è, come vi dicevo, del 23 ottobre del 2014. All'inizio erano più frequenti, adesso le multe che stiamo dando sono circa 5-6 esercizi al mese, che dal mio punto di vista è ancora tanto. Tenete conto che abbiamo deciso di modificare questa ordinanza, lo faremo a breve, perché all'interno di questa noi non avevamo inserito il discorso della recidiva,
e la multa è molto bassa, è di 50 euro, e quindi noi abbiamo notato, non vi dirò di che tipo di attività si tratta perché non voglio fare discriminazioni, però abbiamo notato che certi tipi di bar non hanno nessuna difficoltà a pagare 50 euro perché guadagnano talmente tanto con le slot che hanno e poi il problema della recidiva non c'è. Allora, il problema della recidiva qual è? È che non essendo l'attività principale quella delle slot, perché l'attività principale del bar è fare il bar, quindi vendere cucini, panini, eccetera, non è possibile prevedere da parte del comune la chiusura del locale per recidiva per accensione delle slot, perché non è pertinente rispetto all'attività principale. Quindi abbiamo questo problema che dobbiamo individuare, e ci stanno lavorando la polizia locale in questi giorni, dobbiamo individuare delle modalità differenti. Innanzitutto alzeremo sicuramente la sanzione e poi cercheremo di capire quale sanzione ulteriore inserire in caso di recidiva. Nel 2016 siamo intervenuti anche inserendo nel PGT la variante che individuava appunto i luoghi sensibili. Tenete conto che Pavia, ma sicuramente come Vicenza e come praticamente tutte le città italiane, è una città che è piena di monumenti, di chiese, di ospedali nel nostro caso, di oratori, di centri di aggregazioni, di scuole, eccetera, per cui sostanzialmente se voi andate a vedere il PGT che geolocalizza i luoghi sensibili e cerchia i famosi 500 metri, nella nostra città è praticamente tutta rossa, cioè tutta free, diciamo, tranne qualche zona della periferia, però ripeto, questo secondo me vale sostanzialmente per tutte le città d'Italia, che sono quasi tutte città d'arte, e introducono il tema che vi sottolineava prima Simona, che è legato al fatto che appunto Torino e il Piemonte, che hanno previsto la retroattività, hanno adesso dei problemi, perché chiaramente se dovessimo guardare quello, anche noi su Pavia non dovrebbe più esserci nemmeno una sorta. Allora, vengo adesso, questi sono gli atti amministrativi che però mi sembrano appunto molto noti. Vengo adesso a raccontarvi invece le altre attività che abbiamo svolto, che sono secondo me dal mio punto di vista e forse anche dal vostro più interessanti, perché sono, diciamo così, un po' più originali. Allora, innanzitutto la mappatura, il censimento dei locali con le slot. Noi qui abbiamo appunto, ci siamo a base della collaborazione della polizia locale, che è stata appositamente formata. Devo dire che sono stati davvero bravissimi, anche perché effettivamente la polizia locale in tutti i comuni ha già un sacco di lavoro da fare, aggiungere anche questo pezzo non è semplicissimo. Loro sono entrati in tutti i locali, si sono fatti dare tutta la documentazione, hanno verificato che i gestori dei locali avessero fatto il famoso corso di formazione di cui si parlava, hanno verificato le date di autorizzazione delle slot e le hanno appunto tutte quante mappate, per cui noi in questo momento abbiamo una mappatura con anche tutte le scadenze delle autorizzazioni, e questo per noi che siamo in Lombardia è molto importante, perché come si diceva prima, nel momento in cui scatta il rinnovo noi possiamo far scattare il discorso dei 500 metri. La chiusura della sala slot ve l'ho già detta. Campagna di sensibilizzazione. Allora, questo secondo me è stato uno degli elementi, insieme ovviamente agli elementi restrittivi quali l'ordinanza, che ci hanno permesso maggiormente di ottenere dei risultati positivi sulla nostra città. Allora, innanzitutto Pavia è una città dove ci sono moltissime associazioni, c'è una base associazionistica davvero importante. Già le associazioni
cittadine nel 2014, quando ci siamo insediati noi, erano attive sulla tutela e l'aiuto ai giocatori d'azzardo, perché il fenomeno era già parecchio sentito, come vi dicevo. Allora il nostro lavoro è stato quello di dimostrare loro che innanzitutto se si creano delle situazioni tipo eventi eccetera eccetera, la gente ci va, quindi i clienti ci vanno, e in più che nel momento in cui il bar toglie lo slot e crea magari degli spazi alternativi, ci sono ad esempio dei bar che hanno creato degli spazi per i bambini con dei cuscinoni per terra, dei giochi per farli giocare, o altri bar che hanno messo delle librerie. Se tu crei degli spazi alternativi, anche il tipo di clientela che frequenta il tuo bar probabilmente cambia, e a quel punto è un bar che è più frequentato, è meglio frequentato. Da parte nostra chiaramente c'è stata una grande sensibilizzazione sulla cittadinanza per fare in modo che le persone frequentassero i bar etici e non quelli con le slot, quindi abbiamo distribuito a tutti una vetrofania con scritto questo è un locale, uno slot, abbiamo chiesto ad esempio ai bambini quando andavamo nelle scuole di dirci, di fare una sorta di gara e di dirci quante volte andavano nei locali che avevano questo cartello, quindi questa vetrofania, e vincevano quelli che frequentavano i bar senza slot, quindi anche questo ha creato un meccanismo per cui i bambini volevano andare nei bar senza le slot perché poi andavano a scuola e dicevano alla maestra devi insegnare che io sono andata in un bar senza le slot. L'obiettivo appunto era quello di diminuire il numero di slot in città. Allora, con questo progetto noi abbiamo coinvolto 20 partner, 20 locali, eravamo noi, ma abbiamo coinvolto anche le associazioni di volontariato e le associazioni di categoria. Gli esercizi commerciali che hanno partecipato sono stati 29, tenete conto che dalla prima slide risultava che il numero totale di bar su Pavia con le slot era 134-137, quindi 29 è un buon numero. Hanno partecipato 27 associazioni, 37 attività proposte, come vi dicevo, spettacoli teatrali, attività ludico-creative, eccetera, eccetera. Quali erano queste attività? Vi faccio degli esempi. Abbiamo fatto dentro i bar dei tornei di scacchi, dei tornei di briscola, dei tornei di dama, piuttosto che fuori dal bar abbiamo allestito un campo per il beach volley, un campo per il basket, in modo da coinvolgere le associazioni sportive che venivano, portavano i ragazzini, i genitori a quel punto conoscevano il bar perché c'erano i loro bambini con la loro associazione sportiva, quindi abbiamo cercato di creare dei momenti appunto di aggregazione e abbiamo coinvolto circa 3.000 persone, questi cittadini pavesi. Allora, i risultati, questo è un progetto come vi dicevo del 2016, ho quasi finito. Allora, i risultati, 23 esercizi commerciali hanno rimosso le slot, quindi sostanzialmente il 15%, il 17% di quelli presenti all'epoca, con 52 apparecchi in meno sull'intera città, quindi siamo contenti. Vi dicevo, questo è il 2016, tenete conto che abbiamo fatto un nuovo censimento adesso, lo stiamo terminando in questi giorni e abbiamo riscontrato nel 2017 un ulteriore abbattimento del numero di slot. Adesso metteremo a disposizione i dati tra qualche settimana, però c'è stato un ulteriore abbattimento. Velocissima per raccontarvi i due progetti di quest'anno. Allora, quest'anno abbiamo ripreso il filone dei progetti, del progetto dell'anno scorso, introducendo video, film, teatro per i ragazzi, nuovi incontri per i bambini, abbiamo aumentato il discorso della mappatura e abbiamo introdotto questa azione. Noi praticamente
insieme a un'associazione di ragazzi, abbiamo chiesto loro di inventarsi un gioco da tavola, una specie di Monopoli, che però rappresentasse Pavia, la nostra città, da distribuire in tutte le APS, le scuole, i locali con slot, per incentivare anche qui il gioco sano. Allora, la cosa bella di questo gioco è che loro si sono fatti aiutare, questo gruppo di ragazzi si sono fatti aiutare dagli anziani per predisporlo, quindi ci sono tutta una serie di proverbi in dialetto, eccetera, carini, e i disegni dei bambini, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo anche qui creato un grande movimento cittadino nelle scuole, nelle APS, perché secondo noi comunque il modo giusto per affrontare questo tema è sì da un lato la repressione ma anche davvero l'educazione, altrimenti non se ne esce. Abbiamo però previsto anche un altro progetto su cui abbiamo messo tanti soldi quest'anno, 30.000 euro, che è un progetto che si basa soprattutto sulla formazione e la ricerca, cioè noi abbiamo somministrato, lo faremo a gennaio, abbiamo coinvolto tutte le scuole medie e superiori e vogliamo fare una mappatura degli stili di vita dei ragazzi per capire il loro rapporto con le dipendenze, e a questa ricerca seguirà appunto tutta la formazione agli insegnanti, ai ragazzi, ai genitori. Basta.